Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 12 nuove ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dalla Procura della Repubblica di Milano nel prosieguo delle indagini sul clan 'ndranghetista dei Valle, che agli inizi di luglio avevano già portato all'arresto di 15 persone e al sequestro di beni per alcuni milioni di euro. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, usura, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e favoreggiamento, aggravate dalle finalità di favorire un'associazione per delinquere di stampo mafioso. 9 ordinanze hanno raggiunto soggetti già detenuti. Si chiamano Petrov Dimitrov Krasimir, 32 anni, e Asen Georgiev, 21, i due bulgari arrestati dai carabinieri di Gioia Tauro per il rapimento e lo stupro di una loro connazionale minorenne. La ragazza è stata trovata a bordo di un furgone in cui viaggiavano anche i due suoi aguzzini, allo svincolo di Rosarno della Salerno-Reggio Calabria. La sedicenne MK, che era stata rapita a San Ferdinando, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Polistena. 3 persone, tra cui una bambina, sono morte in un incidente stradale accaduto ieri pomeriggio ad Oppido Mamertina. Le 3 vittime sono Natalia Andronaco, 53 anni, che era alla guida dell'auto, la figlia Antonella Murdaca, di 35, e la nipotina Giada Gangemi, di 3 anni. L'incidente si è verificato mentre l'automobile sulla quale si trovavano le 2 donne e la bambina percorreva una strada in discesa. Natalina Andronaco, secondo i primi accertamenti, ha perso il controllo dell'auto a causa della rottura dei freni. Il cadavere carbonizzato di un uomo all'interno di una Opel Corsa bruciata è stato rinvenuto ieri intorno alle 18:30 da alcuni operai forestali. L'automobile si trovava vicino alla pineta di località Gutumara, tra Pizzo, Sant'Onofrio e Maierato. Il corpo senza vita sarebbe quello di Nicola Colloca, 49 anni, censurato infermiere del 118 di Vibo Valentia, di cui non si avevano notizie da venerdì scorso. Sempre ieri un rumeno è morto annegato mentre faceva il bagno in mare a Fuscaldo. Un corteo di oltre 10.000 persone organizzato dal Comitato Pro Ospedale di Cariati sta sfilando per rivendicare il proprio diritto alla salute. I manifestanti sono partiti dall'ospedale e si stanno snodando lungo la strada statale 106. Partecipano anche tutti i sindaci, gli amministratori locali, i consiglieri e gli assessori provinciali della Sibaritide, che chiedono al presidente Scopelliti di rivedere la riorganizzazione della rete ospedaliera. Intanto continua anche la protesta sull'Alto Ionio. Da giorni è bloccata la strada statale 106 all'altezza di Trebisacce. Non c'è pace per gli ospedali calabresi. Un uomo di Nicotera ha fatto un esposto per la morte del figlio nell'ospedale di Vibo Valentia. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. La madre, di origine polacca, era stata trasferita da Villa dei Gerani all'ospedale, dove i sanitari hanno effettuato un parto cesareo, ma il bambino era già morto, presumibilmente durante il trasporto. A Reggio Calabria, invece, i parenti della 74enne Domenica Oliverio, morta negli ospedali riuniti, hanno presentato un esposto per presunte responsabilità dei medici. Si è svolta ieri a Crotone la 4ª edizione del Moto Incontro storico regionale Strade Blu. Il tour motociclistico era riservato alle moto d'epoca, presenti 51 motociclisti provenienti da varie località della regione. Dopo la benedizione davanti al comune ha preso il via il giro della provincia. Il trofeo, riservato al conduttore con la moto più antica, è stato consegnato a Luigi Milizia del Motoclub Ugo Gallo Crotone, in sella ad una Lambretta B125 cc del 1948. Sono state migliaia le persone che hanno partecipato a Catanzaro alla Notte Piccante, organizzata dall'assessorato comunale al turismo. Il centro storico di Catanzaro è stato teatro fino all'alba di una serie di iniziative enogastronomiche, artistiche e culturali. Protagonista assoluto della manifestazione il morsello, il piatto tipico catanzarese a base di carne bovina, pomodoro e peperoncino. Molti concerti e gli spettacoli di danza e musica. Tra gli artisti che si sono esibiti anche Daniele Silvestri. Continua la marcia positiva del Crotone nel campionato di Serie B Win. I rossoblù, trascinati da un ottimo Napoli, autore della doppietta, regolano 2-0 il Sassuolo e volano al terzo posto in classifica. Pareggio invece per la Regina sul campo dell'Atalanta, a segno Bonazzoli con un gran colpo da fuori area. In prima divisione finisce a reti bianche tra Cosenza e Pisa. I lupi così mantengono l'imbattibilità stagionale. In seconda 0-0 per il Catanzaro contro il Matera, mentre perdono Vibonese 2-1 in casa contro il Melfi e la Vigor 2-1 sul terreno del Brindisi.